Io questo rumore l'ho sentito, però pensavo che fosse la fotocopiatrice, perché fa questo rumore quando parte. E siccome lui stava lavorando con alcune carte, ho pensato è la fotocopiatrice. Ore 18, un rumore sordo, la chiave che gira nella serratura e chiude la porta della camera così che i ladri potessero andarsene indisturbati dalla porta finestra. È con questo suono sospetto che la signora Lorenza si è recata nel corridoio che dalla cucina porta alla camera, trovando così l'amara sorpresa. Credo che non più di 5 minuti siano stati qui. E hanno devastato tutto, la casa, le camere, il bagno. La zona notte dell'appartamento al piano terra di via Sicilia 28 a Castelfranco completamente messo a soqquadro. Un colpo durato pochissimi minuti, bastati ai malviventi per portare via soldi in contanti e oggetti di valore per ben 11.000 euro. Questa volta sapere che eravamo dentro, che potevano farci del male personalmente, direttamente, mi ha messo l'angoscia addosso. Privo di forze, privo direi anche privo di una reazione mentale in quel momento lì. Non il solo colpo di quella sera, nel giro di un'ora sono stati ben 4 gli appartamenti della zona presi di mira. Stessa velocità, stessa modalità di azione, un foro a bucare l'infisso. Abbiamo visto una persona dentro ad un terrazzo del numero civile, insomma di 2 palazzi più in là, e appena ci hanno visto e hanno visto un po' qualcosa di sospetto, hanno fatto rumore per avvisare i loro colleghi. Sono scappati fuori, noi siamo un po' arretreggiati, ci sono venuti contro con un piede di porco in mano per farci un po' andare via. Li abbiamo inseguiti correndo e nel frattempo arrivava la volante della polizia. Il giorno dopo in via Sicilia c'è amarezza e rabbia. Troppi i furti subiti negli anni. Soli Dogà ne hanno subiti circa una trentina da quando abitano in quella casa.